Allora, con noi abbiamo Giovanni Del Ben, medico forense, opinionista per quanto riguarda la sanità in questa rete televisiva, ma immagino che il ricordo vada appunto. E anche grazie per l'opportunità di poterlo fare. Quello di Silvio De Paoli rimarrà tra i nomi di maggior valore nella storia della sanità pordenonese. L'ho conosciuto all'inizio degli anni '80 in ospedale a Pordenone, prima che lui passasse alla direzione centrale salute di Trieste, dove ha contribuito alla crescita della sanità regionale e quindi anche quella pordenonese. La sua buona scuola, quella vera buona scuola, ha fatto sì che in quel posto si siano poi succeduti anche due suoi importanti allievi, Paolo Basaglia e Giorgio Ross. Dalla direzione centrale della sanità è passato a ricoprire il ruolo, come dicevi direttore, di commissario straordinario del centro di riferimento oncologico di Aviano, in Friuli Venezia Giulia per la sua visione e non solo in provincia di Pordenone, da egli fortemente sostenuto da quando nel 1990 il Ministero ha riconosciuto al Creo di Aviano il ruolo e la qualifica di istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. De Paoli ha tenuto questo incarico fino al suo pensionamento. Di lui sono importanti la lungimiranza, la capacità innovativa in sanità, non negli aspetti clinici ma in quelli gestionali e amministrativi e di programmazione. Si era già visto nell'ospedale di Pordenone questa sua capacità con l'introduzione che abbiamo trovato fra i primi ospedali nel Triveneto, la presenza dei centri di elaborazione dati, quindi l'informatizzazione, impostazioni di ricerche statistiche epidemiologiche anche in oncologia e la presenza addirittura a Pordenone in quegli anni del centro RB, ricerche biomediche, quindi qualcosa che portava il nostro ospedale già proiettato nel futuro. Come un ricordo personale, nel 2009, quando abbiamo festeggiato il 25ennale del CRO, il signor De Paoli ha, per dire, dato un messaggio che faceva l'auspicio che il CRO continuasse in questa ricerca importante nel mettere insieme ricerca e mondo produttivo, di dare spazio al campus e di dare un messaggio che dire questa è una realtà che va conservata e migliorata, e questo potrebbe anche essere un messaggio per quelli che fra poco faranno il nuovo piano oncologico regionale. Di lui ricordo che lo chiamavamo tutti il signor De Paoli, signore così come conosciuto da tutti perché è sempre stato veramente un signore. Una persona come questa si merita di riposare in pace. Grazie, un bel ricordo, grazie a Giovanni Del Ben, medico forense e nostro opinionista in sanità.